Dunque, l'Italia. L'Italia è una penisola che ora è circondata da 3 mari di acqua, ma che presto, se non vi si pone rimedio, sarà circondata da un unico mare di merda. Il terreno su cui l'Italia si stende è roso da infinite correnti politiche sotterranee, con possibilità di frane. È sismico oltre che vulcanico e quindi caratterizzato da continui insabbiamenti di pratiche, documenti, inchieste, testimonianze, scandali, processi. L'intrallazzo è uno dei principali fondamenti della ricchezza nazionale. Tipici prodotti italiani sono gli enti di Stato inutili, i fondi neri, le raccomandazioni, le bustarelle, le spintarelle, le sofisticazioni alimentari, le bombe, le rapine, i sequestri di persona. E tutto questo perché il principale prodotto dell'Italia di oggi non è la seta, il vino, la pasta, l'olio, no. È la mafia, che non è solo quella siciliana. Ma io non ho perso tutte le speranze. Poco fa in paese 2 ragazzi che una volta erano seduti su questi stessi banchi hanno detto di no a quelle grandi stronzate che sono le faide, le vendette. Allora è possibile cambiare. E siete voi giovani che dovete farlo, che dovete trasformare questo vecchio stivale pieno di ingiustizie in un paese dove la gente può vivere bene, onestamente, nel rispetto e nella dignità, e senza guardare se è nata al nord o al sud. Brigadiere di pubblica sicurezza. Monto la guardia al livore umano. Da 20 anni lavoro per raggiungere l'ordine. Ma ho paura che quest'ordine, questa armonia in una vita basata sull'ineguaglianza siano naturalmente irraggiungibili. In compenso vengo premiato da inaudite soddisfazioni. Indago, arresto, interrogo, simulo, plagio, affermo, nego, infierisco, acquisisco, faccio, disfo. E mi approprio di parti più o meno importanti dell'esistenza altrui. Così mi consumo nel pessimismo e mi consolo nell'egoismo dei miei privilegi. Primo fra tutti la libertà di arrestare chi voglio. Arrestare è bellissimo.